Qual è lo stato di salute di Friulia, Presidente? Beh, è una Friulia che ha sicuramente consolidato la propria posizione, si sta riadattando a un sistema che è fortemente quello finanziario e bancario in evoluzione e dall'altra parte però abbiamo fatto i compiti a casa. Il piano industriale presentato per il 2014-2017 aveva 3 richieste fondamentali: la riduzione dei costi, e li abbiamo ridotti per il 15%, dei costi di gestione ovviamente della struttura, dall'altra parte una maggiore attenzione all'assunzione del rischio, e c'è stata, ed è stato importante anche il lavoro fatto sul pregresso, e una diversa redditività per quanto riguardava i ricavi. Queste tre operazioni, questi 3 obiettivi si possono dire raggiunti, e quindi abbiamo consolidato, ma siamo pronti anche a presentare un nuovo piano per i prossimi anni. Mediocredito quanto ha pesato in tutto questo? Beh, è una misura importante. Mediocredito ha pesato sui conti di Friulia per circa 57 milioni in questo periodo, in questi anni, ed è un peso importante che però la società è riuscita non soltanto ad ammortizzare, ma anche in qualche modo gli ha permesso di, come dicevo prima, consolidare l'esistente, ma presentarsi pronta anche per fare le nuove attività. In questi anni Autovie Veneto ha contribuito per circa 25 milioni, noi abbiamo ben presente l'importanza di questo contributo e ne stiamo tenendo conto anche rispetto a quelle che sono le operazioni che stanno avvenendo in questo momento, che sono in corso e sulle quali stiamo lavorando con il MIT e con il MEF per, come è noto, la cosiddetta in-house di Autovie. Quindi Friulia si sta già preparando all'uscita, si è già preparata, direi che è già pronta, noi però terremo gli occhi aperti per aiutare anche per i prossimi anni.